Si è svolto nell'aula consiliare del municipio di Realmonte un incontro tra le associazioni del territorio, la scuola, la parrocchia e una rappresentanza degli operatori commerciali e turistici al fine di pianificare il cartellone delle manifestazioni natalizie che si svolgeranno a Realmonte dal 23 novembre al 6 gennaio 2022, tra questi il presepe vivente, il concerto di Natale, alcuni momenti più sentiti di un ventaglio di iniziative e attività che coinvolgeranno tutta la cittadinanza in numerose location della città della Scala dei Turchi, tra questi la piazza centrale di Realmonte, i quartieri, le vie, le aree periferiche saranno animati da momenti musicali, recite e canti natalizie. Tutto si inquadra nell'ambito del progetto Carricacina Grega, soddisfatta il primo sindaco della città di Realmonte, Sabrina Lattuca. Anche oggi ci siamo rincontrati come sempre, come ogni anno e come in ogni occasione importante con l'amministrazione comunale, con le associazioni del territorio e con l'associazione dei commercianti e dei carabinieri per stabilire un calendario che possa coinvolgere tutta la comunità, non solo scolastica ma dell'intero territorio di Realmonte, nelle attività che coinvolgono tutti quanti per il Natale. È sempre un'occasione di scambio, di confronto e soprattutto di collaborazione per far sì che questa comunità possa crescere sempre insieme e possa camminare con un obiettivo comune. La scuola è sempre presente ed è lieta di poter partecipare a queste iniziative con i suoi alunni, perché tutti gli alunni devono capire qual è l'importanza di essere cittadini consapevoli e attivi del territorio in cui vivono. Questa mattina ci siamo incontrati con la sindaca, con le varie associazioni della realtà di Realmonte e abbiamo iniziato a programmare questo tempo, il tempo del Natale, e che sia un tempo di ripresa. Ecco, dopo questo periodo che abbiamo vissuto di costrizioni, è fondamentale riprendere con dei segni di speranza. Quindi il fatto che ci siamo riuniti oggi rappresenta proprio questo, iniziare con piccole luci di speranza, quindi coinvolgeremo tutto il paese, con ognuno col proprio carisma, mettendo insieme i propri doni per dare vitalità a questo tempo di Natale. Quindi è stata una programmazione molto proficua e siamo stati proprio almeno 2 ore a scambiarci le idee, in modo che possa uscire un cammino unitario e possiamo vivere questo Natale, un Natale veramente di pace e di speranza. Io in rappresentanza di tutti gli esercenti e commercianti di Realmonte abbiamo partecipato piacevolmente a questa riunione, che è stata veramente molto proficua, per come diceva poco fa anche Don Fabio. L'obiettivo comune è quello di rilanciare Realmonte dal punto di vista socio-economico, sia dal punto di vista proprio della conoscenza, dell'associare Realmonte anche alla Scala dei Turchi, alla storia, alla cultura della città stessa, e soprattutto il rilancio economico, tutte le attività commerciali per una ripartenza dopo questo periodo di pandemia che ci ha un po' tutti messo in ginocchio. Quindi noi siamo a totale disposizione dell'amministrazione del comune, tutte le associazioni della scuola e anche della chiesa, per quello che sarà appunto il rilancio di Realmonte. Anche la FIDAPA era qui presente oggi all'incontro promosso dall'amministrazione comunale di Realmonte. Abbiamo fatto le nostre proposte per la valorizzazione del territorio e per la promozione della cultura, sperando di poter dare il nostro contributo come donne e come fidapine. Incontro proficuo quello di stamattina presso l'aula consiliare del comune di Realmonte. Abbiamo iniziato a programmare un progetto specifico del nostro programma Carricacina Grega. Carricacina Grega per noi significa fare vivere il territorio di Realmonte, non solo la piazza quindi, ma anche i quartieri e le aree periferiche. Io per l'incontro di stamattina devo ringraziare le associazioni presenti sul territorio di Realmonte, la Proloco, il dirigente scolastico, la professoressa Fazzi, Don Fabio, la parrocchia, l'Arma dei Carabinieri, la caserma di Realmonte, nonché tutti i presenti. L'abbiamo detto più volte, lavorare in squadra
fa la differenza, perché ci consente di fare dei progetti che passino attraverso le varie realtà presenti sul nostro territorio. Fare una programmazione in linea con la normativa anti-Covid significa quindi non solo fare crescere questo territorio dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista socio-economico, in un periodo così difficile, attesa la pandemia in atto. Quindi cosa dire? È stata programmata una bozza delle attività natalizie, verrà definita la prossima settimana, quindi non mi resta che ringraziare tutti e dire avanti così, siamo nella giusta direzione. Realmonte che passa attraverso la bellezza nel pieno rispetto del principio di legalità. È una giornata importante, abbiamo voluto fortemente questo incontro in presenza, tutti insieme alla scuola, insieme alla parrocchia, insieme alle associazioni, insieme alle attività commerciali, perché abbiamo voluto fortemente organizzare un evento che sia unico, quindi che coinvolga tutti e nel quale tutti possono dare le proprie idee e le proprie iniziative. Abbiamo voluto fortemente quindi cercare di aggregare, cercare di mettere delle iniziative, abbiamo programmato delle date, naturalmente è una cosa che ancora è all'inizio, dobbiamo valutare tutti i percorsi, tutto quello che può servire per far diventare questo programma unico per il territorio. La volontà naturalmente è quella di migliorare il Realmonte, migliorare il tasso naturalmente della popolazione, quindi cercare di migliorare tutto quello che può aggregare i cittadini. Abbiamo voluto fortemente farlo insieme, abbiamo voluto anche la minoranza presente, perché così possiamo dare un segnale forte alla popolazione che è quello di aggregare, come naturalmente il nostro programma dice: Caricacina aggrega.